Ben ritrovati amici di mattoscacco.com e allora andiamo avanti in questo nostro grande viaggio. Come si fa qui? Gioca, beta, yeah. Continuiamo con le partite a 5 minuti anche perché abbiamo visto che non siamo dei grandi lampisti. Riusciamo ad arrivare a 1300 in questa sessione? La vedo dura perché qui si avanza di piccoli piccoli passettini. Premove di cavallo F6, così in modo totalmente ignorante ed aggressivo. Ok, su questa ti gioco semplicemente questa e poi la solita alfiere F5. Ormai è una costante, ok. Queste partite mi sembra di averle già viste. Adesso giocherai E3, benissimo, e io gioco E6 e poi ti giocherò C5 probabilmente. Vediamo un po'. Az, Az, hai capito questo? Hai capito? Dovrebbe essere un problema questa mossa. Credo che abbiamo trovato uno che ragiona più di me, ragazzi. Uno che ragiona più di me. Alfiere 2. E cosa buona e giusta. Cattura. Cattura. O semplicemente cavallo. Andiamo di cavalluccio, va? Il cavallo è sempre ispiratore. È sempre un buon consigliero. Faccio già premove di cattura di pedone, bravissimo. E sul rocco corto che giocherai andiamo a sviluppare l'alfiere. Oddio, potrei anche pensare a questa con la spinta di questa, però attenzione, attenzione. Cattura C5. Sì, potrebbe essere convincente, anche se io non ho fretta di togliere la pressione da qui, quindi per questa volta gioco questa. Non questa perché vorrei cercare di tenerlo questo alfiere. Ora, che cosa puoi giocare? Il tuo problema è questo pedone, benissimo. Vediamo se c'è qualche trucchetto su questo, non penso. Ok, devo ancora arroccare, cavallo qui e l'alfiere posso ritirarlo dove era prima. Oppure ritirarlo in D6. Non vorrei lasciare troppo spazio al mio avversario. Vabbè, dai. Vai. Altre debolezze, altre debolezze. Ti fai catturare questa? Poi dopo giochi alfiere F3 G3. Ok, io sto al tuo gioco e poi me la arrocco subito proprio. Bam. Ok, adesso vediamo che cosa possiamo giocare noi. C'è questa con attacco qui. Poi c'è questa con questa, non appena riusciamo a togliere il cavallo da qui. C'è questa che è molto fastidiosa. Ok, adesso non può più farla, quindi problemi non ce ne stanno. C'è questa. C'è questa che mi infila il cavallo qua. Mi infila il cavallo qua. Questi giocano tutti bene. Giocano tutti bene. E se mi infila il cavallo? Se mi infila il cavallo devo trovare il modo assolutamente per farglielo andare via. Assolutamente. Assolutamente. Ok, torre qui perché vuoi spingere su C4 e minacciarmi la mia donna che è qui. È un problema? Tac. Se io faccio così supportando la spinta, no, c'è questa, c'è questa, c'è questa. Muovi Christian, muovi qualcosa, muovi qualcosa, muovi qualcosa,
muovi qualcosa. Mettiamo qui la torre sulla donna. Così se mi rovino la struttura pedonale, ecco, ti pareva che metteva il cavallo qua. Ok, semplicemente andiamo a cambiare un po' di cose. Faccio già il pre-move di alfiere. Ok, c'era questa, bravo, bravo, bravo. Ammetto che c'era questa, ammetto che c'era questa, ammetto che c'era questa e ora donna 5. Cavallo rientra qui, attacco qui, donna 5, donna 5, cavallo qui, spinta di pedone, attacco doppio e se non lo toglie attacco con la torre. Vediamo un po'. Ma potete giocare così bene, ragazzi? Potete giocare così bene? Ma F3 è grave errore, amico mio. Grave errore, anche perché adesso questo cavalluccio in realtà può andare e romperti le scatole un pochettino. Questa qui come la vedo? Forse il cavallo qui è più forte perché minaccia anche lo scacco col doppio. Aggiudicato. 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 Attenzione, attenzione. Doppia, tripla minaccia, quadrupla minaccia. E alla prossima cade il cavallo, Alla prossima cade il knight. When the night let's go. Dum, tu, tu, dum, da, da, di, da. Ok, c'ho questa con scacco, anche se le sue donne si guardano. E ora c'ho questa. Proponendo un bel cambio di donne, che fa sempre bene, fa sempre comodo. When the night. Ta-da. Ok, io posso catturare qui e credo proprio che lo farò onestamente. Ok, pre-move di torre. E adesso innanzitutto creiamo una via di fuga per il re, perché non avere una via di fuga non è mai cosa buona e giusta. Vedete che questo pedone mi infastidirà. Alfiere qui. Appena spinge questa, alfiere qui. Ma proprio senza neanche pensarci 2 secondi. Appena fa questa. Vum. Ok, tu vuoi raddoppiare le torri e hai tutto il diritto per pensare di farlo, ma, amico mio, muoviti Christian, muoviti, muoviti. Hai tutto il diritto, Io non ti sto dicendo che non hai il diritto per farlo. Ne hai tutto il diritto. E ti gioco questa. E tu sei costretto a farmi scacco. Cambiamo le torri. Ok. Ok, tranquillo, non lo metto qui l'alfiere se no la perdo. Ok. Sì, ho bisogno decisamente di velocizzarmi. Mamma mia, questo alfiere cosa mi controlla? Cosa mi controlla questo alfiere? Sì, avrei potuto catturare subito con l'alfiere, ma va bene anche così. Ora, il compito della torre è non andare via da qui, a parte che è talmente tanto il vantaggio. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Scacco.
pedone. Ok. 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 Chiudiamo tutto. Così facciamo un bello scacco di quelli. Vabbè dai, Christian, dai. Siccome non ho voglia di pensare come si chiude in fretta questa partita, l'importante è che lui riesca a scappare. Che ansia totale che mi viene. Ah, c'ho questa. C'ho questa, l'ho vista solo adesso. Bene, 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 bene. Un buon inizio, anche se questi 5 secondi sono sempre qualcosa di devastante. Andiamo B3, apertura Larsen, così. Alfieretto, attaccandoti subito questo pawn. E ora vado di A3. A3 e 3, ok, tu mi fai subito questa. Io ti impedisco il controllo del centro con C4. Alla fine diventerà un Colle Zuckertort, ragazzi. Ok, mi impedisci la spinta di questo, va bene. Va bene. Ok, se spingi qui c'è questa. Bravo. Adesso posso anche... No, questo non lo posso spingere. Devo prima sbarazzarmi di questo alfiere che andrà qua. E quando questo alfiere andrà qua, noi lo chiudiamo. E quando questo alfiere andrà qua, una volta che è chiuso, potremo spingi, spingi, cattura, cattura. Donna e 7, mi rompi le balls, quindi ti gioco prima questa. Ok. Su cavallo F3 spingo. Ah, mi ho giocato prima questa. Vabbè, arrocchino non fa mai male. Un arrocchino così non fa mai male. Tac, per ora c'è la cattura qui. Sai che non so più se è valida la spinta. Cattura, cattura. Beh, se catturi qui poi ci libera il punto lì. Quindi penso proprio che sia valida ancora la spinta di 4. Premovizzo già di pedone. Ok, catturiamo qua. Catturiamo qua. Oh, questo cavallo, ancora una volta ragazzi, questi pedoni. Attenzione, attenzione, si preannuncia arrocco lungo. Male, male perché hai tutto l'attacco mio verso di te. Molto, ma molto, ma molto male. Torre 1. O cavallo in B va in D2. No, non va bene questa, non va bene anche questa. Ok, facciamo questa. Facciamo questa. Ok, ok. Allora, adesso dobbiamo ragionare bene. Perché donna C2 cade questo. Spinta qui e vai qui, mi potrebbe piacere. Senza dubbio mi potrebbe piacere. Però mi costringe a darti l'alfiere, che non è male. A meno che tu non sia così kamikaze da ritirarti. Però si è aperta questa diagonale. Questo alfiere. E vabbè dai, facciamolo. Sacrificio per l'umanità. Premove. Ok. E siamo avanti di un pedone. Adesso. Dobbiamo assolutamente sviluppare questo cavallo. Attenzione, attenzione a questo punto, Attenzione a questo punto, Christian, ricordati che lì c'è quella cosa lì. Ora questa torre lo possiamo in realtà far giocare anche sull'ala di re, tipo così. Tipo così, si trova sulle case scure, tac, si trova sulle case scure, donna qui mi minaccia la torre e io onestamente non mi faccio troppi problemi.
Sono in ritardo di sviluppo, raga. Sono in ritardo di sviluppo. A parte che questa torre ho già capito che posso fargli fare cose così, va? Ho già capito, mascherina. E qui farò un attacco di quelli che la metà basta. Allora, dai, su. Su. Eccolo lì. Eccolo lì, cavallo qui, così tiene a posto. A parte che io sto... Sai che te lo potrei proprio devastare questo alfiere? Così lo mutizziamo. Lo mutizziamo. Donna qui, sorregge qui. Mamma mia che figata. Tac, tac, tac. Donna qui, però prima di fare donna qui devo sviluppare. Donna qui che sorregge H4, che spinge H5 e il cavallo si toglie, mega attaccone, questo in teoria. Poi nella pratica, attenzione, indebolimenti sul cavallo. Il cavallo cerca una buona casa dove posizionarsi, ma troverà solamente tanti problemi. Ok, ci può anche stare che tu voglia fare una mossa del genere, ma io ti gioco questa. Ti gioco questa, inchiodatura e attacco doppio su questo punto. Adesso ci possiamo aggiungere anche la donna all'attacco col Kaiser. C'era la mia torre minacciata, così è bloccato. Questo è un buco totale. Adesso c'è anche donna a scacco, ma non ricavo nulla, devo attaccare su questo punto. Su questa mossa della donna potremmo giocare questa o questa. Scacco. Questa. Vabbè, muovi Christian, fai qualcosa. Muovi, fai qualcosa. Donna qui. Donna qui. Costato sto cavallo. Vabbè, dai, facciamola. Non era la mossa che avrei voluto giocare, ma va bene così. Ok, creiamo una via di fuga, perché è importantissimo creare vie di fuga. Fondamentale. Fondamentale. Questo pedoncino passato sento che mi darà grandi soddisfazioni. Sento che mi darà grandissime soddisfazioni. Tac. 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 Sto cavallo... Caro cavalluccio, potresti essere un po' più incisivo? Mi sa di no. Mi sa di no. Ah, tu volevi raddoppiare, però così non ci siamo, amico. Non ci siamo. Non ci siamo. Su questa c'è questa, alfiere qui. Ok. E adesso andiamo semplicemente a spingere il pedone. Tac. Spingo il pedone. Questa è proprio una blanderata. Questo è un regalo, una blanderata totale, blanderata tripla. E c'era un po' di pressione. Vabbè, catturiamo, va. Nel dubbio, questa è una blanderata ragazzi. Matto. Ok, vai, altri 10 punti ci siamo guadagnati, sempre con grande casino. Nuova partita 5 minuti, via. Giusto? E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!